sta, consigliere? Molto bene. Sta molto bene? Molto bene. Le fa bene fare il consigliere alla Regione Veneto? No, mi fa bene fare una parte televisiva. Beh, si trova, diciamo, in casa. Si trova in casa. È come tornare a fare il mio lavoro. Noi abbiamo sguinzagliato qualche talpa, insomma, in giro, e una cosa curiosa, abbiamo sentito parlare dell'olio Gustavo. È vero, cos'è? È bello. Lei è anche nella Commissione Agricoltura, vero? Sì, io sono anche nella Commissione. Però non ha niente a che vedere con la questione. No, dunque io ho una passione per la terra straordinaria, questa è la verità. Io sono nato in un paesino in provincia di Verona e quindi... A Roncà? A Terrossa di Roncà. Roncà è il comune. Terrossa è la frazioncina. Quante anime ha Terrossa? 1100 anime. Il comune nel suo insieme ne ha 3500. Quindi nasco in un territorio agricolo e amo la terra, sì, da bambino gioco nei campi, sui monti, sulle piante, faccio tutti i giochi che hanno fatto i ragazzi della mia età. E ora, diventando vecchio, la passione per la terra mi è tornata in maniera straordinaria, per cui ho voluto a tutti i costi andarmi a prendere un pezzettino di monte che il mio povero nonno Antonio aveva in quel di Terrossa, aveva 1000 metri di monte, che ricordo coltivava con l'aiuto di mia mamma, che lo assisteva mentre lui faceva il trattamento alle vigne, lei portava l'acqua, teneva il vino in fresca, lo aiutava. Io bambino con mia mamma andavo sul monte e ho voluto quel monte lì a distanza di 40 anni, l'ho voluto. E c'è un uliveto, ci sono degli alberi? E lì ho messo giù degli ulivi. Ho messo degli ulivi, come ho preso questo 1000 metri, il contadino a fianco, perché sono tutte piccole proprietà, di 500, di 1000 e anche a costi molto bassi, chiariamolo che non credano i nostri telespettatori che si spendano decine di migliaia di euro, no, poche migliaia di euro di risparmio. Sono riuscito a mettere insieme un 5-6 mila metri a pezzettini e ho 270 ulivi. E quante bottiglie di olio fa? No, dipende. Quest'anno è stato un anno sfortunatissimo. Ho preso la grandine 2 volte, la più pesante il 30 di agosto, per cui... Regala qualche bottiglia agli amici? Soltanto regali, perché non sono autorizzato al commercio, non ho partite IVA, non sono un commerciante. Produco l'olio per me, faccio 50-60 bottiglie, lo chiamo l'olio Gustavo, perché... Su questa espressione ho scritto una sorta di poesia legata alla terra, legata a quella collina, legata a una sorgente d'acqua che c'è su questo terreno. Scoprire chi è la talpa a proposito dell'olio. Ecco, io lo considero soprattutto un personaggio prestato alla politica, perché credo che lui mantenga un grande amore per la sua professione, che è quella di giornalista, e credo anche che la politica sia un'esperienza di arricchimento, ecco. Non è stato così naturale per lui, ci ha pensato molto, insomma, no? Ha comportato anche una decisione tra virgolette sofferta. In fondo in questa professione, in questa città, lui era diventato una sorta di riferimento, ben voluto, insomma, ben voluto indipendentemente dalle posizioni politiche, culturali, eccetera. Ben voluto proprio per questa capacità di considerare gli altri e di saperli ascoltare. Per cui lasciare questa sua professione e iniziare questa nuova avventura era stato un momento sicuramente di sofferenza, forse una parola grossa, ma insomma ci ha pensato su. Ecco, bravo, è stata sofferta questa decisione di mettersi in politica? Oddio, sofferta, è stata soprattutto un salto coraggioso, cioè il coraggio, se posso lo spiego in pochi minuti. Io ero allora direttore di questa televisione in una situazione direi di stima da parte dell'editore, quindi molto sereno e tranquillo. Mi sono dimesso il 14 febbraio, giorno di San Valentino del 2000, con un piccolo editoriale dicendo che il nostro amore tra me e i miei telespettatori finiva lì, perché io dal giorno dopo sarei entrato in campagna elettorale. Era un atto coraggioso perché entravo in campagna elettorale, le elezioni sarebbero state ad aprile, potevo benissimo non essere eletto. Anzi, a detta degli esperti, non avendo io una rete sul territorio, perché allora il sistema elettorale, allora come oggi in regione, domanda la preferenza,
a detta degli esperti io non dovevo farcela, e quindi passai momenti di grandissima tensione anche in casa con mia moglie che mi sosteneva dicendo ma se non ce la fai, abbiamo 2 gemelli, abbiamo 2 figli, hai lasciato il lavoro e mantenerli, ho lasciato, mi sono licenziato e questa è la storia. Avevo una fiducia enorme in me stesso di farcela, ero certo che ce l'avrei fatta. Ma facciamo un passo indietro. Quando è e come che lei ha conosciuto la politica? Da ragazzo, lei anche se è giovane, però nel 77 erano gli anni caldi, 78, 79, come ha sentito? Si è avvicinata alla politica? A che cosa si è avvicinata? Ma il mio approccio, diciamo così, con la politica è di tipo semplicistico, lo definirei, pur avendo fatto filosofia a Padova ed erano gli anni caldi. Qualche anno dopo, quando sono uscito, hanno gambizzato il professor Riondato, che era il mio docente di filosofia morale. Lei che scuola ha fatto? Io ho fatto il liceo classico Maffei a Verona e quindi la facoltà di filosofia di Padova. Vivevo in un contesto dove la ribellione post sessantottina era molto forte, era molto sentita, cominciavano gli anni caldi, gli anni del piombo, gli anni degli spari, quindi, ma io esco in qualche modo dall'università e torno al mio paese, direi appena sfiorato da tutte queste vicende politiche di grandi tensioni. Aveva idea di cosa avrebbe voluto fare da grande? Oddio, guardi, io avevo l'idea di insegnare filosofia e se vuole in un minuto mi ricordo che porto al grande professor Marino Gentile, allora direttore dell'Istituto di Storia di Filosofia, la mia tesi di filosofia teoretica. Anche qua era una cosa stranissima perché tutti facevano tesi di filosofia del lavoro all'epoca e io feci una tesi di filosofia teoretica sull'unità del sapere. Porto questa mia tesi a questo professor Marino Gentile, barba bianca, un soggetto che metteva una soggezione terribile, la legge e il professore mi dice dopo un po', dice, ma lei ha mai pensato di fare il giornalista? E quella frase del professore, le assicuro, successe questo. Chiusi la tesi, ringraziai il professore, da mesi salì sulla mia macchina a Padova, arrivai a Verona, o meglio a San Michele, a San Martino, dove c'era la sede del giornale L'Arena, mi presentai dall'usciere e chiesi se c'era il direttore. E lui mi chiese se avevo un appuntamento. E ho detto no, non ho un appuntamento. Dice, ma lei chi è? Sono un laureando in filosofia, ho bisogno di parlare col direttore. Dice, aspetti un attimo, vediamo se c'è. Mi dice di aspettare un po' che mi avrebbe ricevuto. E da lì? Il direttore mi riceve e dico, guardi, il mio relatore di tesi, il professor Manuel Gentile, mi ha detto che scrivo bene e che dovrei fare il giornalista. Lei mi mette alla prova. E da ragazzino pensava di fare il giornalista? No, volevo fare il missionario.